Per Daniel Tiozzo, 30 anni, non c'è stato nulla da fare, ha perso improvvisamente il controllo della Panda ed è andato a schiantarsi nel parcheggio del tennis club con l'auto finita a tutta velocità contro altre due vetture parcheggiate per poi prendere fuoco, uno schianto violentissimo. La disgrazia giovedì sera verso le 20 a Brondolo, frazione di Chioggia. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Chioggia, incaricati delle indagini, coordinate dal capitano Martina Perazzolo, per Daniel non c'era più nulla da fare, come detto, è stato estratto dalle lamiere dell'auto carbonizzate, già privo di vita. La salma del ragazzo già restituita in mattinata ai familiari, ancora da stabilire la data del commiato, dalle indagini l'unica incognita sulle cause del tragico sinistro, su cosa possa aver fatto perdere al trentenne il controllo dell'auto, se un guasto meccanico, un malore improvviso o una distrazione fatale. La morte del giovane cuoco ha destato molta commozione in città e soprattutto qui al tennis club in mattinata, ancora visibili e impressionanti le tracce della tragedia.